Allora, eccoci qua, buona mattinata e con nuove live anche di mattina ci stiamo organizzando per dare un po' il meglio delle live del Sandone di Avella, il maestro Cleo. Eccomi qua. Salutiamo, anzitutto vi ricordo che siamo in diretta live sia su TikTok sia su YouTube al mio canale Il Maestro Cleo e sia su radio smavradio.it. Quindi smavradio.it potete ascoltarci per radio. YouTube il mio canale è Il Maestro Cleo e nonché sul TikTok in live. Quindi per un servizio di cartomanzia, per un servizio professionale di cartomanzia potete telefonare al numero 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72 per fare una domanda alle carte e le carte vi risponderanno di sicuro. Non è una live dove potete praticamente chiedere per la salute, perché non accetto domande che riguardano la salute. Non dovete fare nessuna donazione, se la volete fare è facoltativa. Non vi chiedo niente, del tutto gratuito in questa mia live. Nel privato e a pagamento. Chi vuole un consulto approfondito nel privato, allora nel privato chiedetemi informazioni su WhatsApp e vi sarà dato l'informazione adatta. Salutiamo l'amico Massimo che ci segue da YouTube. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mago di Avella. Sono io, buongiorno, prego. Buongiorno, mi chiamo Antonio. Antonio, da dove stai chiamando? Da Lucera, provincia di Foggia. Ah, bellissimo, bellissimo, belle zone lì. Ciao Ciccio, buongiorno. Dimmi allora, scusami. Niente, io volevo sapere, perché non ci capisco più niente, chi dice di sì, chi dice di no, la maggior parte mi ha detto di sì. A me c'è una donna che mi interessa, sì. Mi piace, ma so soltanto il nome però, Questo non ha importanza perché posso raggiungerla attraverso te. Dimmi la tua storia, che è successo? Fammi capire. Allora, niente, ci siamo soltanto visti per le prime volte, la salutavo, poi ho smesso di salutarla e lei ha fatto sempre dei piccoli accenni, no? Di avvicinarsi una volta, poi si è allontanata, non si è avvicinata più, poi mi hanno sempre detto che è gelosa, possessiva. Sì. E quindi quella volta mi ha visto col telefono in mano e ha cambiato subito di direzione. Mi sembra un po' strano, però insomma lei le vuole fare pure le fare. Ma fammi capire, tu con questa persona ci hai avuto una storia, ci hai avuto un sentimento? No. Solo amici? Diciamo di sì, ma siamo amici perché ci siamo visti una mezza volta e da lì... Allora, vediamo subito. Dimmi quanti anni tieni tu, che segno sei? Io ho 57 anni, Sagittario. Vediamo cosa dicono le carte. Un attimo solo e ti vado ad accontentare. Allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3? 3. Il 3. Un attimo in linea, che controllo. Grazie. Prego.
detto che ti chiami? Antonio. Antonio, ascoltami bene, io quello che ti dico io te lo metto per iscritto. È chiaro? Sì. Quindi Brutte notizie. no, ti dico subito quello che mi esce, sto a leggere le carte, un attimo solo. Il guai è che tu hai troppi nemici intorno, troppe persone che ti vogliono un sacco di bene. E quindi cercano di crearti disguidi, parlando di te, capisci? Sì. Quindi il discorso è questo: questa donna che inizialmente aveva visto in te un qualcosa di diciamo di speciale, per intenderci, Sì. e stava valutando la tua persona perché gli piacevi ed eri interessata a te. Poi col passare del tempo, nell'analizzarti, è uscito fuori, lei ha visto uscire fuori un qualcosa che non fa per lei. Qualcuno ha sparlato, questo è un donnaiolo, bla 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 bla, e questa qui si è allontanata categoricamente e di te non ne vuol sapere più niente. Bene. Questa è la verità. Puoi girare 10.000 maghi, questa è la verità. Come immaginavo. Ma io tu sai che dico solo verità. Sì. No, Guarda. come immaginavo, perché lei sta frequentando un gay e questo si è messo Ecco qua. vado a fare il culo. Ecco qua. Capito? E sei passato per un poco di buono, per un donnaiolo. Esatto. E questa qui dice no, non ne voglio sapere proprio più niente. Quindi è meglio che le pongo le armi e mi faccio questo per conto mio. Amici che carte, sempre per conto tuo, avanti la prossima. Ok, grazie. Buona giornata Antonio. Ciao. Stammi bene. Sì, Francesco, farò le live anche di mattina. Sto facendo una prova stamattina per vedere se il pubblico mi accetta anche di mattina. E io sto qui anche stamattina. Abbiamo cambiato la grafica. Dimmi se ti piace questa grafica. Pronto? 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 Buongiorno, mi dica. Buongiorno. Vorrei sapere se sta un ritorno tra me e il mio fidanzato. Sì, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Io sono 31 e sono pesci. 31 e sei del segno dei pesci. Lui invece? Tra 38 e Capricorno. Perfetto. Allora, scegli 1, 2 o 3? 2. In 2. Un attimo solo. Da quando si è allontanato, scusami? Sono 2 mesi. Ecco, ogni tanto ci sentiamo, ma... Vediamo. Allora, fate tap sul monitor, portiamo almeno a 10.000 i like, grazie. Condividete con i vostri amici se vi fa piacere, e voi che siete entrati per la prima volta, se vi fa piacere mettete il seguo, così vi arriverà la notifica quando io sarò di nuovo in live. Grazie, gentilissimi. Si vede già con un'altra, Gioia. Sì, lo so. E io non lo sapevo, però. Allora, devo dire, siamo 2 amanti, ecco. Ecco, no, io devo dire le cose come stanno, perché poi, perché io sto qui per indovinare, non per prendervi per i fondelli. Io sono il Santone di Avella, non sono uno qualsiasi, lo voglio precisare.
Quindi c'è di mezzo un'altra donna, lui praticamente con te ci tiene, però si sente troppo incatenato mani e piedi. Devi lasciargli un po' più libertà. La colpa è un po' tua, perché sei un po' troppo gelosa e possessiva. Sì, questo è vero. E tutto questo porta ad allontanarlo da te, quindi lo stai allontanando tu da te. Capito? Ho capito, ma non ritorno. No, lui tornerà pure, però da fare cambiate, mettiti da parte, non pensare proprio, vedrai che ti correrà dietro lui a te. Va Se bene. poi hai bisogno di me per attaccarlo a te, per legarlo a te, per farlo impazzire per te, mi chiami in privato e ti dico i costi. Va benissimo. Ok. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ecco qua, le linee ritornano libere 345 630 81 72. Chi vuole parlare con il maestro Cleo in questa speciale live mattinale, mattuniera, mattutina. Allora, linee che ritornano libere. Fate tap tutti insieme, portiamo almeno a 10.000 il numerino dei like e condividete con i vostri amici. Non dimenticate di mettere il seguo. Qui non dovete fare donazione, non dovete pagare 100 monete, 200 monete, 300 monete. È gratis, sto qui gratuitamente per dedicarmi un po' a tutto il mio pubblico. Pronto? Buongiorno. Vorrei sapere un po'. È la prima volta che mi vedi? Mi segui? No, vi seguo. Ah, ok. Prego. Vorrei sapere un po' tra me e questo ragazzo. Sì. Mi dici quanti anni c'hai? Che segno sei? Io 37 Capricorno, lui 29 Capricorno. E da quando state insieme? Un anno e mezzo. Quindi vuoi sapere se questo rapporto continuerà a andare avanti o... Stiamo un po' in crisi, poi lo sapere un po'. Vediamo. Allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 3. Il 3. Un attimo. Allora, ascoltami bene, anzitutto la prima cosa che devi fare, devi stare un po' più zitta, devi avere un po' la bocca chiusa, anche non ti devi confidare con chi tu pensi che ti voglia bene o che ti sia sincero, capito? Quello che mi dice lui. Come faccio? Posso sapere? Che forse sono troppo ingenuo. Allora, nessuno dice lavati il viso che sembri più bella di me. Capisci? Tu c'hai persone intorno che tu ti confidi, gli racconti i fatti tuoi e fanno il riporto, mettono in cattiva luce la tua persona. Capito? Quindi devi tenere la bocca un po' più chiusa, devi darti una calmata. L'amore è libertà, l'amore non vuol dire che sei proprietà di quella persona. L'amore non vuol dire comandare chi ti è vicino, l'amore non vuol dire usare la gelosia per rovinare il rapporto. L'amore è libertà, è fiducia, entrambi. Capito? Sì. Quindi questo rapporto, se tu cambierai, questo rapporto andrà avanti. Se tu non cambi, questo rapporto
finirà molto molto presto. Posso dirvi una cosa? Sì. Sono 2 giorni che non è che siamo proprio lasciati, però lui sta un po' male perché ha visto delle cose che non ho fatte io e se le ha prese con me. Non io sapevo, ma su questa cosa Non hai fatto tu, ma c'è il tuo zampino. Non nasconderti dietro al dito perché io ti vedo. No, può darsi. Non portarsi. Tu ti nascondi dietro al dito, ma dietro al dito così, vedi, tu mi vedi, non ti puoi nascondere. Quindi... Sì, lo so, però io volevo dire, ma su questa cosa... E lui è orgoglioso e ce la tiene con te. Mo gli deve passare, devi fargli vedere che tu stai cambiando come donna e vedrai che il rapporto riprenderà. Ma se tu continui a fare la scema, questo rapporto finirà e fa bene a mandarti a quel paese. Perché tu vuoi fare il maresciallo della caserma. Non va bene. Posso fare io per farmi... Devi chiedere scusa e ti devi mettere da parte. In un rapporto sentimentale non si deve fare il maresciallo, non si deve fare l'investigatore privato, perché l'uomo non è sciocco. Tu ti pensi di essere intelligente, ma non è così. Ok? Ti abbraccio. Vi ricordo che siamo in diretta live su TikTok, su YouTube, al mio canale che si chiama Il Maestro Cleo e ancora su radio, in radio stiamo trasmettendo su smabradio.it. Chi mi vuole ascoltare per radio lo può fare. smabradio.it. Sto un attimo impegnato. Sì. Va bene. Scusatemi, ma sono appuntamenti in privato da vicino e quindi bisogna rispettare la priorità. Allora, il numero di telefono per parlare con me è 345 630 8172. Buongiorno all'amica Rox Perrello, buongiorno maestro, che piacere vederla, piacere tutto mio Rox. Stiamo facendo la prova della mattinata e vediamo come se la va. Va bene? Allora, linee libere 345 630 8172 per parlare col maestro Cleo. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Michele. Buongiorno Michele, cosa posso fare? Piacere di conoscerla innanzitutto. Piacere tutto mio Michele. Prego. Volevo chiederle per cortesia se tra me e una persona che ho conosciuto in ambito lavorativo ci può essere un rapporto sentimentale. Sì, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Ok, io ho 37 Ariete. E lei invece? Lei ha 29 anni del Sagittario. Un attimo che controllo. Salutiamo l'amica Rox Perrell che dice in mattinata lavoro e di la verità. È un po' difficile, ok? Allora, buon lavoro Roxy, buon lavoro a te. Scegli un mazzo di carte, Michele, 1, 2 oppure il 3? 1. Io voglio ricordare a tutti voi che il sottoscritto esegue anche consulti completi dall'A alla Z nel privato. Il costo è 30 euro, bisogna fare richiesta su WhatsApp al mio stesso numero per le persone interessate. Allora, vediamo un po'. Ringrazio per questa informazione. Allora, mica ascolta, non vedo che possa nascere qualcosa di concreto perché non la vedo interessata a te, capito? Ok.
è solo un'amicizia rafforzata, diciamo così, ma se devo dirti che questa persona è interessata a te, io non la vedo sta cosa. Quindi viva la verità è questa qui. Sì, ma a parte che era una conoscenza, non è che chissà, poi ce l'ho subito quasi. Sì. Ok, io la ringrazio per la disponibilità. Buona giornata. Allora, questo qua sono io, lo voglio sempre ricordare in ogni mia live. Qua io avevo 20 anni, quindi per far capire un po' chi sono io. Qui avevo i miei 20 anni, oggi ce n'ho 63, quindi sono 43-44 anni che io mi occupo del mondo esoterico. Quindi, più chiaro di questo, non so che dirvi. Questo sono io, avevo 20 anni, maestro spirituale. Vedete? Quindi vuol dire tanto, vuol dire garanzia, vuol dire professionalità del settore. Perciò dico sempre io, se vi dovete ubriacare, ubriacatevi di un buon vino. Allora, le linee ritornano libere 345 630 81 72 per chi vuole comunicare col sottoscritto. Va bene? Allora, forza 345 630 81 72. Ripeto, per i consulti nel privato, io chiamo consulti completi, dalla A alla Z, quindi potete farmi più domande. In privato potete mandare richiesta su WhatsApp per informazioni. Io vi do tutte le informazioni possibili. In privato i consulti sono a pagamento. In questa live è del tutto gratuito, gratis, quindi potete chiamare per fare la vostra domanda. Come vedete non è una live in casinara, perché io le live dove potete scrivere i commenti chiamo live casinare. Qui è una live tranquilla, pulita, solo con le telefonate, niente scritte per perdere di tempo. Pronto? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno signora, mi dica. Salve, voglio sapere se tra me e un ragazzo ci potrebbe essere un ritorno. Sì, da quando è andato via questa persona? Sono quasi un anno e mezzo. Allora, mi dici gentilmente quanti anni tieni, che segno sei? Io ho 29 anni e sono dello Scorpione, invece lui 34 è della Vergine. Ok, concentrati su di lui, sulla sua immagine e aspetti un attimo. 1, 2, 3, scegli un mazzo di carte. Allora, lui è già vicino a un'altra donna. Sì, giusto. Lo sapevi? Sì.
Quindi io non vedo che lui possa tornare da te perché, oddio, ti pensa pure, attenzione, perché qua mi esce, vedi, la carta del... Sei nei suoi pensieri, però non vedo che possa tornare come prima. Ok, perfetto. Penso che sia una pagina da voltare. Ok, grazie mille. Arrivederci. Buona giornata. Grazie, grazie. Allora, voi nuovi mettete il seguo, così vi arriverà la notifica per la mia prossima live, ok? Quindi se volete far parte di questa comunità, io chiamo comunità del mio profilo, fatelo. Mettete il seguo e fate tap 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 sul monitor. Portiamo tutti uniti a 10.000 like qui sui like. Pronto? Sì, pronto? Sì. Volevo sapere, volevo fare una domanda. Prego. Ho visto la live ora per la prima volta. Prego, benvenuto in casa mia. La ringrazio. Allora, volevo sapere se tra io e la mia compagna, se questo amore dura o se è innamorata di me. Ma state insieme? Siete fidati? Stiamo insieme e conviviamo. Ah, ok. Allora, quanti anni tieni tu? Che segno sei? Io ho 40 anni e sono dello Scorpione. Lei invece? Lei è del Capricorno. Da quando state insieme? Da 3 mesi. Allora, scegli un mazzo di carte. 1, 2, 3. 2. Ti chiami, hai detto? Angelo. Angelo, un attimino. Allora, Angelo, tu hai davanti a te una donna speciale, perché questa donna ti vuole un sacco di bene, ci tiene a te, ma tu sei un po' pesantuccio. Pesantuccio. Come gelosia parliamo, giusto? Sì. E non va bene, puoi rovinare un rapporto bellissimo, perché questa donna ti vuole bene, ci tiene a te, mai e poi mai ti farebbe qualcosa di male. L'avverto proprio che ti ama. Sei tu, col tuo carattere geloso, possessivo. Vuoi dettare legge. Con questo tuo carattere, se tu non lo cambi, questo rapporto andrà alla rovina. Quindi mi devo calmare su questa situazione, giusto? Bravo. Devi farti vedere più partecipe, più coccolone, e ogni tanto la parola amore mio ti amo, dilla, non è peccato. No, io sempre la dico. Non è peccato. Capito? E lei, sì, ma lei siccome è stata una storia un po' affrettata, capito? Quindi volevo sapere se lei si stava innamorando di più di me. Questo è presa, ma se tu non gli dai il modo col tuo carattere, se tu non gli dai il modo col tuo carattere che c'hai, questa persona la fai allontanare. Certo. Ok, ho capito. Chiaro? Va bene, ti ringrazio. Questo è sempre il tuo numero, giusto? Questo è il mio numero, sia in live che in privato. Va bene. È sempre il mio. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Ti ringrazio. Ciao.
Allora, come vedete, è una live professionale, altamente professionale. Qui non è una live dove si perde tempo nel fare giri di parole, nel dire tieni la fattura, nel dire tieni il malocchio, nel dire t'hanno fatto il maleficio. No. Questa è una live pulita, quello che le carte dicono, io quello dico, perché io faccio questo da 44 anni. Chiaro? Non chiamate con WhatsApp, dovete telefonare col numero normale, non col numero WhatsApp, perché vi attacco la chiamata. Linee libere 345 630 81 72 per chi desidera parlare con me. Lo può fare in questa live, non si paga niente, è del tutto gratuito. Voglio vedere i tanti cuoricini, tutti insieme. Tap 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 sul monitor, portiamo almeno a 10.000 il numerino dei like. Facciamo crescere questa bellissima live. Pronto? Pronto Rita? Rita, abbassi il volume del telefonino, se no fa ritorno di voce. Dimmi. Sì. Va bene? Va bene, dimmi tutto. Ma quanti siamo? No, la sento doppia. E deve abbassare il volume del telefonino, se no non possiamo comunicare. L'ho abbassato. Mi senti adesso? Adesso sì. Ecco qua. Allora, dimmi. Non sente la voce doppia. Rita, che ti posso fare? Richiama, che ti posso dire? Chiamano tanta gente, tutto a posto, il tuo telefonino fa i capricci. Il telefono che è matto. Vabbè, dai, non fa niente. Allora, io volevo sapere un attimino la mia situazione, se troverò un compagno. Vuoi trovare un compagno? Sì, ma un compagno buono. Buono, buono, buono. Quanti anni c'hai? Che segno sei, Rita? Io sono di Pesci e ho 68 anni. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3? 1. Ecco qua, andiamo a verificare un attimo. Allora, sentimentalmente hai avuto un po' una vita un po' complicata te, perché vedo che hai versato lacrime, eccola qua la carta delle lacrime, hai avuto, diciamo, diversi dispiaceri, ma non solo sentimentalmente, ma nella tua vita hai aiutato tanta gente, tante persone, tanti familiari, ma l'hai preso sempre a quel servizio. È vero. È vero tutto questo? È verissimo. Hai versato anche delle lacrime per la perdita di una persona cara all'incirca un 5-6 anni fa? Sì. Anche questo è vero? Sì, mio fratello, sì. Ah, so ancora indovinare. Ogni volta che lo nomino mi sa. E io come faccio a saperlo? Appunto.
Questo vi dovete rendere conto con chi state parlando, non con i cartari, ma con un maestro di veggenza. Io mi fido veramente tanto di lei. Ecco. Allora, lasciamo perdere il passato, se no va a finire che ti faccio piangere. No, già ci siamo. Già ci siamo, mi dispiace, ma purtroppo. Il più piccolo dei 10 figli, non so. E vabbè, dai, ho risvegliato un qualcosa che non sapevo di farti del male. Allora, tu troverai la persona giusta, indosserà un camice, non può essere, non so di che si tratta, ma io vedo un camice, e questa persona la incontrerai entro e non oltre il mese di dicembre. Quindi passerai un bel Natale. È uguale. Ok? Vediamo. Te lo auguro con tutto il cuore. Grazie. Ti abbraccio, auguroni. Auguri, buona giornata anche a lei. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Prego. Allora, io sarò in live anche nel pomeriggio, alle ore 15:30, quindi per tutti quelli che non riescono a prendere la linea in questa mattinata potete tentarci anche oggi pomeriggio alle ore 15:30. Perciò dico, mettete il seguo, così vi arriverà la notifica appena sarò in live. Salutiamo tutti i cartomanti che mi seguono, perché io avverto attraverso la mia veggenza che ci sono alcuni cartomanti a seguirmi. Mi fa piacere. Buon ascolto, buona visione a tutti. Pronto? Buongiorno. 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 Tutto bene? Tutto bene, grazie. Con chi è il piacere? Ascolti, io è 2 mesi che ho chiuso una relazione con la mia donna, in pratica, dopo quasi 5 anni, no? Sì. Perché è diventata poco sincera uno l'altro. Adesso io la devo rivedere domani perché devo portare un coso a sua figlia dopo 2 mesi, che non l'ho più sentita né vista né contattata. Sì. Però ho già capito che mi ha scritto ormai è tardi, ma lo sapevo già che c'aveva in giro qualcosa, quindi volevo sapere come va, come è, non lo so, mi aiuti lei, che lei sa tutto. Vediamo, quanti anni tieni tu, che segno sei? Io 50 gemelli. E lei invece? 32 Scorpione. Scorpione e gemelli. Vabbè, diciamo che i gemellini sono molto orgogliosi e quindi danno il cuore, l'anima quando si innamorano, però guai chi gli fa del torto. Esatto. Sono gemello pure io, lo so bene. Allora siamo in 2. Diamo il cuore, l'anima, però guai chi ci fa un torto. Diventiamo delle bestie. Esatto. Allora, 1, 2, 3. 2. Il 2. Vediamo cosa dicono le carte per te. Un attimo in linea, grazie. Allora, ma diciamo che questa persona se n'è accorto del suo comportamento sbagliato. Sì. E vorrebbe ricucire questo rapporto. Ma se io ho visto che ha pubblicato una cosa su Facebook che ormai è tardi. Mm-hmm. Lei ha scritto ormai è tardi? Sì, ha pubblicato una cosa su quelle cose lì del giorno che... Non è così. Non è così, dici? No, l'ha scritto probabilmente perché sa che tu lo leggi e vuole... Ma io ti dico una cosa importante, fa come dico io. Sì, dimmi tutto. Lasciala perdere.
benvenuto. Se ti vuole, sa come raggiungerti, sa come trovarti. Capito? Sì, sì, ho capito. Di quello che tu hai fatto per questa donna, che vedo che hai fatto tanto, tantissimo, Esatto. deve essere lei a correrti dietro, perché tu quello che hai fatto più del normale. Quindi è lei che vuol fare la saputella, ma tu più di quello che hai fatto non potevi. Ok? Ok, quindi domani cosa dovrei comportarmi come? La saluto, gli ringrazio, gli La, faccio la saluti con dolcezza, con educazione, gli dai quello che gli devi dare, la saluti e te ne vai. Dopo secondo te questo tornerà? Ti cercherà. Va bene, dai. Ok? Quello che pensavo di fare. Ti ringrazio. Buona giornata. Grazie anche a te, sei un grande. Grazie. Salutiamo invece l'amico Angelo Ferrara che dice: ciao Cleo, buongiorno, sei sempre favoloso e non lo sanno. Grazie Angioletto, un abbraccio forte, tanta felicità come il tuo cuore lo desidera. Tre 345 630 8172 per coloro che vogliono parlare con il sottoscritto. Pronto? Buongiorno maestro Cleo. Buongiorno. Buongiorno, volevo sapere qualcosa sulla mia salute, sono Maria. Maria. Allora, la salute, tu sai bene che io non sono un medico, Lo so, quindi ti devi rivolgere al medico, non a me. lo so. Ti posso solo dire se vedo gravità o meno, ma non più di questo, Maria. Ok, grazie. Scusami, ma purtroppo non sono medico. Allora, grazie. prego, quanti anni c'hai? Che segno sei? Capricorno, Anni? 55. 1, 2, 3, scegli. 3. Allora Maria, affidati ai medici perché riuscirai a risolvere il tuo problema, perché vedo il carro della fortuna e non vedo alcuna morte. Pensa sta bo, si non da cielo non muore. Grazie, siete grande. Auguri, felicità, arrivederci. Grazie, arrivederci. Vi ricordo che mi occupo anche di legamenti d'amore e ritorni d'amore. Per quelli che vogliono legare a sé una persona cara, la vogliono far impazzire per sé, o vogliono far tornare il loro innamorato, la loro innamorata, potete contattarmi. Pronto? Buongiorno, Stefano.
Ciao, come va? Bene, invece che non ti chiamavano, ho detto vabbè, perché non approfittare di nuovo? E come no, figurati. Ti ringrazio già di cuore. Grazie a te, dimmi. Io ho una piccola situazione con mio figlio Sì? che si è lasciato con la ragazza, Sì? per lei c'è giusto poi né la prima né la seconda è trovata una terza. È giusto. Ma Come? lui adesso si è fissata con lei. Sì. E io ho pensato, ho paura, non ho pensato, e nelle mie sensazioni io non tanto gradirei. Quindi si è rimesso con questa? Sì, io spero solo che non faranno dei più. Vediamo, dai, quanti anni c'ha tuo figlio, che segno è? 26 e 16. Sì. E lui e lei? 21, oh, Ariete mi sembra. Ariete. Vediamo. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3? 2, Il 2. Un attimo in linea, controlliamo. grazie. Prego. Allora, le carte mi dicono che questi due non sono fatti per stare uno vicino all'altro e litigheranno ancora, perché si fanno una guerra, fanno continue guerre. Sì, ma non mi suggerisco pure a figlio, ma gestire tutti scemi. Non vedo futuro tra di loro. No, ma mi interessa, io non voglio che ci sia, quella è la mia paura. Ma non ci sarà. Se lo riescono a capire. Ma non ci sarà, perché vedo che non vedo futuro. Vedo questi due che si scannano continuamente e quindi prima o poi ognuno va a fare su. Perché lei è già uscita di casa, però ha lasciato metà roba. E a me questo non va giù, però io ho cercato, credimi, con educazione e non vedere mio figlio di parlare come fosse un'altra persona. Ma neanche con le buone, capisci più. No. Si è allontanato proprio. Vedrai che questi due qua si lasceranno definitivamente. E quella è che spero di la verità, ma non per cattiveria. Lo so, ma per vedere tuo figlio felice, ho capito tutto. No, perché credimi. Grazie Tina. Che ho cercato, grazie mille. Mm-hmm. Ciao, grazie. Ciao bella, ciao. Ciao. Grazie Tina, grazie della rosa, grazie dei fiori. Grazie. Grazie a chi mi regala le rose. Grazie Tina, persona speciale. Allora, 345 630 81 72, coloro che vogliono parlare con me in questa mia live. Ok, in mia compagnia fino alle 11:30, dopodiché ci salutiamo. Poi ci sarò anche nel pomeriggio, quindi tranquilli. Questa è una mia prima live di mattina. Sto facendo delle prove per vedere di mattina come va la live. Perché amici cari, io non sono una perdita di tempo, non ho tempo da perdere, non perdo tempo. Le mie live è il tempo che rubo alla mia vita per dedicarlo a voi. Questa è la mia teoria, perché sono un professionista da 43 anni in attività del mondo esoterico. 43 anni. Se andate su YouTube
andate a scrivere il Santone di Avella, trovate la mia storia, il mio cammino spirituale. Da quando avevo 20 anni, trovate i miei video che avevo 20 anni. Pronto? Pronto? Sì? Buongiorno. Buongiorno. Complimenti. Grazie. È fantastico. Grazie, grazie. Allora, io volevo sapere da lei, maestro, se troverò l'amore. Sì, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Sì, io ho 58 anni e sono dei pesci. Perfetto, vediamo subito. Allora, mi scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3? A 2, maestro. Numero 2, un attimo in linea, eh? Grazie. Prego. Lei è una persona che nella sua vita ha dovuto sempre fare l'uomo e la donna. Sì, è vero. È una persona che è sempre pronta a dare consigli in famiglia, Certo, sì. ed è una persona molto molto invidiata. Questo qua lo so perché me lo sentivo, lo stampo dietro, sì, ha ragione, maestro. Vedo che per il suo carattere di dire sempre la verità, di dire sempre le cose come stanno, di dire le cose sempre in faccia, ha avuto disguidi anche in famiglia, ed tante persone l'hanno allontanata perché si sentivano, diciamo, cacciato fuori le realtà, le verità. Sì, sì, bravo. Ma andiamo ai sentimenti. Grazie, maestro. Prego. Ai sentimenti, lei anche nel lato sentimentale è una persona che ha sofferto, è una persona che ha dato tanto, Sì, e ha perso questo grandissimo momento favoloso e ha pianto tanto. molto. Sì, Lei incontrerà la persona giusta, sì, lei incontrerà una persona che ha indossato o indossa un tipo di divisa sì. entro e non oltre il mese di novembre. La ringrazio io veramente di cuore, maestro. Va bene, Io signora? la ringrazio di cuore veramente, lei è fantastico. Mi La ringrazio. scusi, ma questo è il mio modo di indovinare. Non posso fare diversamente. Ammiro molto e stimo la sua lealtà. Grazie. Questo- Grazie, maestro. Grazie. Sono napoletana anch'io, un saluto da Milano qua. Ah, da che parte di Milano mi sta chiamando? Provincia, Saronno. A Saronno ci sono stato. Io poi a Milano ho lavorato a Milano presso Telereporter, una TV che sta lì a Milano, a Corso Sempione, e poi ho dei parenti per tutto Milano, quindi figura. La ringrazio di cuore, maestro. Arrivederci, signora, arrivederci. Salve, maestro, salve. E questa è la realtà. Questo è il mio modo di indovinare, ragazzi. Amo dire la verità perché, ripeto, questo sono io, lo voglio ricordare ogni tanto. Non sono un cartaro, non sono uno che si arrangia a fare le carte, ma sono un maestro spirituale e veggente. Qua avevo 20 anni, maestro di veggenza,
e oggi ho 63 anni, quindi fate un po' il conto sulla punta del nasino quanti anni sono che io sto in questo settore. Oltre 40 anni, 43 anni di sicuro. 1979, 78, 79 è iniziato il mio cammino spirituale. 345 630 81 72 in mia compagnia fino alle ore 11:30. Siamo in diretta anche sul canale YouTube Il Maestro Cleo e siamo in diretta anche in radio su smavradio.it. Quindi potete ascoltarmi dove volete, siamo in diretta un po' ovunque. Per le persone che vogliono un consulto completo a un in privato, dove non ci sente nessuno, potete far richiesta tramite WhatsApp. Su WhatsApp potete chiedere informazioni come è possibile avere un consulto in privato. A pagamento il costo è 30 euro. Poi per le persone che mi vogliono incontrare da vicino, sempre a potete far richiesta, non ci sono problemi, è sempre un piacerone stringervi la mano da vicino. Allora, linee libere 345 630 81 72, in mia compagnia fino alle ore 11:30. Fate tap tap tap, portiamo 10.000 like, qui mancano un 200 più o meno. Grazie Tina, sei una grandissima persona, grazie delle rose. Allora, in questa mia live trovate la professionalità, la garanzia, ma soprattutto la gentilezza, che oggi è difficile da trovare. Il rispetto per tutti, quindi per qualsiasi cosa che mi chiamate, va per voi la mia stima, il mio rispetto. Ognuno della propria vita fa quel che vuole e se mi chiamate per qualsiasi problema, io vi rispetto perché ognuno fa quello che vuole. Anche questo pomeriggio alle ore 15, più o meno 15:30, sarò in live, quindi mettete il seguo, così vi arriverà la notifica quando oggi sarò di nuovo in live. Sono un portatore di energie positive, come potete avvertire da questa mia live, vi porto un senso di tranquillità, di serenità. Quindi chi vuole seguirmi nelle mie live, mettete il seguo perché vi arriverà la notifica e potete seguirmi. Seguire le mie live vuol dire avere serenità, vuol dire avere tranquillità. Cosa dice l'amica Rox Perrello? Maestro, tra un momento e l'altro do un'occhiata alla sua live, dato che io le sono fedele ed è sempre un piacere ascoltarla. Mi fa piacere, Rox Perrello, sempre un piacere leggerti, ormai sei diventata una parte del mio cuore, anche se non ti conosco, però avverto delle sensazioni, quindi, e le mie sensazioni non sbagliano mai. Allora, pronto dalla Romania, prego. Dalla
Romania, buongiorno. Buongiorno. Sono a dumneavoastră Tina che vi ho mandato Ah, la mia Tina delle rose. a dumneavoastră, da, sì, a lei, Grazie. le rose. Grazie Tina. Sentite, vorrei in tutto il mio cuore Sì? di dirmi se io adesso sono in una relazione lontana, Sì? posso riuscirci Ve- a finire questo mariaggio tra di noi? Vediamo. Mi dici quanti anni tieni tu, che segno sei? Sono 68 anni, Sì. sono del cancro. Cancro. 12 luglio. Invece lui quanti anni tiene e che segno è, se lo sai? Lui è un scorpione, mi sembra 14 novembre. Sì. Anni? È giovanissimo. Quanti anni c'ha? 40, mi sembra 40 di più. Ok, vediamo subito. Meglio giovane, che ne fai di un uomo vecchio? No, se noi ci invecchiamo siamo contenti di invecchiarsi così. Invecchiare con tranquillità, serenità e con gioia Esatto. e con esatto. tantissime emozioni. Emozioni, cioè lui mi dice che mi ama. Vediamo, 1, 2 o 3. Cosa scegli? Un mazzo di carte, 1, 2 o 3? 3. Il numero 3. Ecco qua. Un attimo in linea che controllo. Tina, hai messo il seguo? Sì. Bene. Tina, ascolta, ti parlo chiaro, io non vedo un rapporto duraturo, hai capito? No, non capisco. Non vedo un rapporto che possa andare a lungo termine. È un po' un rapporto incarbugliato, sarà un po' la lontananza, sarà che Esatto. questa persona non la vedo troppo sincera nei tuoi riguardi. Capito? Ho capito. Non è sincero, fa attenzione perché avrai qualche delusione. Oddio, perché questo mondo è fatto così? Lo so, gioia mia, non tutti siamo uguali. Purtroppo il mondo è cattivo e bisogna sempre guardarsi, riguardarsi, perché non tutti pensano di morire, non tutti sono convinti che devono lasciare questa terra. Capito? Ho capito. Auguroni e mi raccomando, tieni gli occhi ben aperti. Altre cose niente? No, niente di grave, tranquilla. Sì, ma niente di grave, niente di buono. E niente di buono. Con questo qui non vedo niente positivo. Ok? Posso chiamarli ancora domani? Quando vuoi, sto anche oggi in live, anche pomeriggio. Alle 15:30 puoi seguirmi, ok? Ok, perché vorrei anche il numero 2, di carte 2, se posso. Sì, questo pomeriggio sarò in live, va bene? Questo pomeriggio, ok. Ciao bella. La ringrazio moltissimo.
benissimo. Grazie, ciao. Sei un amico perché comunque sei un po' piccolo di me. Appena appena. Appena. Ma questo non fa la differenza. A poco differenza. Ok. Ciao Gioia. Grazie di cuore. Ciao bella, ciao. Arrivederci, ciao. E salutiamo l'amica Tina che ci chiamava dalla Romania. Mamma mia, qua vicino, 4 passi. Allora, io sarò in live anche nel pomeriggio alle ore 15:30, quindi mi raccomando tutti, siateci, quindi mettete il seguo, vi arriverà la notifica, fate tap sul monitor, perché portiamo questo profilo al massimo, battiamo un record, vediamo un po', datemi una mano a far crescere questo bellissimo account, questo bellissimo mio profilo, perché io ho questo mio profilo che si chiama il Santoni di Avella Official 1 e poi c'è anche l'altro Official 2. Se vi arrivano messaggi da parte mia, non sono io, perché io non scrivo a nessuno, perché mi hanno clonato l'account. Ieri ho dovuto fare una denuncia a questi fannulloni. Grazie Anastasia, grazie dei fiori. Grazie di cuore, grazie. Ti voglio bene, grazie. Allora, vediamo un po' chi ci chiama. Allora, io ripeto, sarò anche nel privato per consulti riservati. Per consulti io chiamo consulti a però sono a pagamento. Nel privato il costo è 30 euro. Bisogna fare richieste tramite WhatsApp e io vi mando gli estremi pagamento. Per chi vuole un consulto completo dall'A alla Z. In questa live non si paga niente, però potete fare una sola domanda. Queste sono le mie regole di questa live. Come vedete non ci sono commenti, ho disattivato i commenti per poter far sì di dare il meglio di me stesso, perché io le live con i commenti ritengo live casinare, live dove tutti scrivono e dove tutti usano la comodità. Non va bene così. Le mie live sono pulite e professionali. Pronto? Maestro Cleo, buongiorno. Sono Margherita Cristina. Ciao Margherita, dimmi. Ciao, già ci siamo sentiti un paio di mesetti fa, volevo farle i complimenti perché mi disse che avrei trovato lavoro. Riscontro positivissimo, sono entrata come cassiera all'Eurospin. Ma sarà capitato, Margherita. Complimenti davvero. Grazie. Visto che mi trovo in questo nuovo mondo, sì. Io sono dell'Ariete, ho 36 anni. Sì. Ho iniziato ad agosto, effettivamente sto avendo complimenti sinceramente sia personali che lavorativi dai colleghi, però volevo chiedere a lei effettivamente, i miei colleghi di lavoro, cosa pensano di me, se posso. Sì, quanti anni tieni, che segno sei? 36 anni dell'Ariete. Come vedi io porto fortuna a tutti. E l'energia positiva. Brava. Allora, 1, 2 o 3? 3. Il 3. Un attimo in linea. Allora, volevo dire a tutti quanti voi che essendo io titolare di 2 radio web, in questo momento sto andando in diretta anche su smavradio.it. Ricordatevi questo sito web, smavradio.it. Potete ascoltare la migliore musica sia napoletana che italiana, quindi ascoltateci, date uno sguardo, date un orecchio. Ok Margherita, pure tu? Smavradio.it ed puoi ascoltarci.
Allora, sei una persona stimata perché sei una persona solare, e questo è molto importante, e vedo veramente fortuna per te sia sul campo lavorativo, sia rispetto soprattutto che hanno nei tuoi riguardi, e vedo successo anche in amore. Ah, Ok? ora mi fa ricordare che quando facevo il consulto disse che mi arrivava tutto insieme quando trovavo lavoro, anche l'amore. Ed ecco qua che è quasi pronto. E quindi dobbiamo sentirci in privato, che allora mi sorge il dubbio che questo amore forse nascerà con un nuovo collega. Dovremmo sentirci in privato allora. Può darsi. Grazie mille. Ciao Margherita, un Grazie abbraccio. davvero. Ciao. Prendiamo un'ultima telefonata, vediamo chi sarà a chiamarci, l'ultima telefonata per parlare col sottoscritto, dopodiché ci sentiremo nel pomeriggio alle ore 15:30, sempre in live. Ultima telefonata, vediamo chi sarà. Allora dico sempre che dovete imparare a fare del bene, perché chi semina bene, grazie Anastasia, chi semina il bene raccoglie il bene, chi semina il male raccoglie il male, perché prima o poi il male tornerà indietro. Quindi se seminate il bene, raccoglierete il bene, se seminate il male, raccoglierete il male. Ed ricordatevi di riguardarvi sempre, perché non tutti vogliono il vostro bene. Non tutti vogliono il vostro bene, perché l'invidia, la cattiveria è un sentimento, ricordatevi, è un sentimento in più che hanno le persone cattive, e quel sentimento fa parte del loro DNA, fa parte della loro personalità, e poi mai se ne accorgono che sono cattive, che sono gelosi. Non possono accorgersene perché fa parte della loro personalità, del loro DNA. Quindi bisogna tenere alla lontana le persone cattive, perché te lo fanno una volta, te lo fanno due, te lo fanno tre, te lo fanno sempre, ed si avvicinano a te per rubarti la positività che è in te. Quindi state lontano dalle persone cattive. Io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento per questo pomeriggio alle ore 15:30. Chi mi vuole in privato mi può contattare. Un bacio forte. È arrivato tardi la telefonata, mi dispiace. Stop alle chiamate. Ciao a tutti. E andiamo a salutare gli amici che ci seguono da YouTube. Ci sentiamo nel pomeriggio. Ciao a tutti. Mentre andiamo